Il saudita Yasir Al-Rajhi su Toyota Hilux fa poker conquistando l'Italian Bahia del trentennale, la gara pordenonese tappa della Coppa del Mondo FIA Cross Country Bahias, che si è corsa da venerdì 7 a domenica 9 luglio sui gretti dei fiumi Cosa, Meduna e Tagliamento. Si è conclusa con la sorpresa del favorito Nasser Al-Attiyah, pilota del Qatar, vincitore di 5 Dakar, frenato all'ultimo da un problema al differenziale della sua Toyota Hilux ufficiale, che ha consegnato di fatto la vittoria nelle mani del combattivo Al-Rajhi, un regalo inaspettato per il grande rivale che vince con un vantaggio di 9 minuti e 27. Sul gradino più basso del podio il portoghese João Ferreira su Mini Cooper dell'X-Ray Team, il lombardo Lorenzo Codecà, 11 volte campione nazionale, affiancato dal navigatore pordenonese Mauro Toffoli con la Suzuki Gran Vitara in versione prototipo T1, firma la vittoria nel campionato italiano Cross Country Rally, secondo posto per Alberto Spinetti sul Gran Vitara derivato T2, terzo il campione italiano il siciliano Alfio Bordonaro assieme al navigatore friulano Stefano Lovisa. Nella spettacolare sfida dell'italiano side by side, netta vittoria su quad Yamaha per il piemontese Amerigo Ventura, il migliore degli italiani nella gara mondiale con uno straordinario settimo posto, affiancato dal navigatore di casa Mirko Brun. Piazza d'onore nel tricolore per i veneti Castagnere e Marcon su Can-Am Maverick, mentre i locali Andrea Tomasini e Angelo Mirolo su Yamaha chiudono terzi, passando al comando del campionato italiano side by side.